Siamo qui per sottolineare e segnalare la conclusione del restauro della cupola cortonesca e del relativo tamburo, e anche per segnalare l'uscita di un volume, Il cuore di Pio Baldi di Pierluigi Porzo, dedicato al restauro della cupola e del tamburo, all'interno di una collana che si chiama Aperti per Restauri. Il mio, oltre che un saluto anche da parte del Presidente dell'Accademia Nazionale di San Luca, il maestro Carlo Lorenzetti, vuole essere anche un'indicazione di come da alcuni anni l'Accademia di San Luca si sta muovendo proprio a partire dall'interesse accentuato nei confronti delle operazioni di restauro. Abbiamo iniziato nel 2011 coinvolgendo sul piano istituzionale l'ISCR, l'Istituto Superiore Centrale del Restauro, ma anche abbiamo esaltato una salutare collaborazione con il mondo privato. Per quanto riguarda il rapporto con il privato, è stato recentemente così offerto al pubblico il nuovo restauro che vedete dietro le nostre spalle, parzialmente coperto dallo schermo, dell'antiveduto Grammatica, con la relativa cornice di disegno di Sebastiano Conca dei primi del Settecento, e il quadro invece è un'opera di antiveduto Grammatica elaborato nella metà nei primi anni 20 del Seicento, in sostituzione del quadro che è un po' l'icona dell'Accademia Nazionale di San Luca che ritrae la Vergine. Per problemi economici in quegli anni da parte dell'Accademia di San Luca si era pensato di alienare lo stesso quadro di Raffaello, di attribuzione incerta ma a Raffaello, e di sostituirlo con una copia di antiveduto Grammatica. Per fortuna le cose sono andate meglio di quanto si pensasse e l'Accademia di San Luca ha potuto trattenere sia il Raffaello che la coppia che voi vedete appena restaurata, grazie alla liberalità della Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti, e che è stata appena ricollocata appunto assieme alla cornice straordinaria disegnata da Sebastiano Conca. Questo però è il primo degli interventi, assieme ai restauri recenti di Lazzaro Baldi alla vostra sinistra e di Sebastiano Conca, che si sono realizzati sempre con l'apporto di contributi privati, che ci rende molto orgogliosi. E tutto questo era stato avviato con un precedente restauro del grande quadro di oltre 5 metri di Giulio Aristide Sartorio, negli stessi anni in cui Sartorio riceveva la committenza per Montecitorio, il fregio di Montecitorio di oltre 100 metri. Parallelamente era eseguito, intanto che per il premio Müller Sartorio partecipava appunto a questo premio con un quadro di 5 metri, che è quello che abbiamo restaurato diciamo recentemente e ospitato all'interno dell'Accademia stessa. Il rapporto col privato, diciamo, vi ho riassunto che cosa ha significato. Ha significato anche dare la possibilità non solo di mantenere salda la tradizione dell'Accademia di San Luca per quanto riguarda la conservazione, l'attenzione, lo studio, l'analisi scientifica, ma anche la volontà di riascrivere una sorta di contiguità con le istituzioni, e qui arriviamo al versante pubblico. Si è attivata nell'11 una convenzione appunto con gli SCR che ha permesso di portare fuori dai depositi tutta una serie di materiali che erano rimasti per troppo tempo nell'incuria, dalle formelle di terracotta frutto delle realizzazioni per le partecipazioni ai concorsi clementini fino a quelli balestra, a sculture che erano rimaste nell'oblio dei depositi, dal straordinario modello berniniano per il Leone della Fontana dei Fiumi a Piazza Navona, fino al modello del Giambologna. Ecco, tutta questa operazione è stata riattivata a partire dal 2011, ma mi piace ricordare che è una sorta di ritrovamento di radici, perché proprio nel 1948 Tonnini, direttore dell'Accademia Nazionale di San Luca, aveva avviato questo rapporto con l'Accademia di San Luca. Per la prima volta l'Istituto Centrale del Restauro, attraverso Tonnini, allora direttore, comincia a prendersi cura delle opere d'arte della San Luca. Sarà Cesare Brandi poi, diciamo in collaborazione con Siviero,
che diventa nel 49 segretario generale della San Luca, a istruire la prima prassi confortata, diciamo, dai protocolli nel rapporto tra Istituto Centrale del Restauro e Accademia Nazionale di San Luca per quanto riguarda il restauro delle opere di patrimonio dell'Accademia. Questa tradizione si è andata poi evolvendo con Pasquale Rotondi, con Urbani, e si è ripristinata attualmente con Gisella Capponi, e mi fa piacere anche segnalare come questa tradizione ha preso nuova linfa e nuova vita anche attraverso l'istituzione di Summer School, scuole internazionali di restauro dedicate ai diversi materiali, dai materiali lapidei ai materiali bronzei, ai materiali di gesso, alle terracotte, attraverso il coinvolgimento di numerosissimi studenti stranieri e italiani. Ecco, e in questo, lascio subito la parola, c'è anche una sorta di continuità anche nella definizione di aperti per restauri, a una visione in fondo di sano impianto illuminista, attraverso quello che negli anni '80 Gianfranco Di Guardi, studioso di Diderot e d'Alembert, tra le altre cose, tra le altre 1000 sue curiosità, aveva proprio per primo portato l'idea che i cantieri dovessero essere frequentabili, non solo per trasparenza, ma anche per conoscenza del pubblico. Ricordo le esperienze fatte in terra di Puglia, ma soprattutto l'esperienza del teatro di Soufflot a Lione, che è stata tra le prime esperienze internazionali a segnalare questa necessità di rendere coscienti il vasto pubblico delle operazioni che man mano si svolgevano. Ho concluso con i miei saluti, lascio la parola al professor Pio Baldi.